Essere presente, prima di impiegarmi, sono la struttura portante dell'amministrazione, non pensate che l'amministrazione è formata solamente di amministratori, quelli che veramente poi operano sono i dipendenti e tutti quanti insieme formano l'apparato amministrativo di una regione dello Stato. Stiamo tutti quanti qua stamattina per poche cose. Innanzitutto per dare un segretario Sindaco, è eletto pure alla paese suo. Allora stavo dicendo, dobbiamo anche conoscere il nuovo sindaco del dottor Ceremia. Il segretario Pagliari, il consigliere comunale, ex segretario del comune di Lazio, che ha dato un contributo abbastanza valido sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico e amministrativo. Dicevo, ringrazio tutti quanti quelli che sono presenti, do un bocca al lupo a tutti i dipendenti comunali, perché come dicevo sono la struttura portante di un'amministrazione. Siete pochi, la prima cosa, siete pochi, eravamo pochi anche in passato, però nonostante eravamo pochi siamo riusciti a portare avanti il paese in modo molto decente e devo ringraziarvi anche per questo, perché è vero che io stavo qua come ci stavate voi, ma voi mi avete collaborato in passato e spero che collaborate anche in questa occasione. Vi presento i nuovi consiglieri comunali: la signora Del Monte Giovanna, la dottoressa, vi prego come stanno? Cioppa Assunta, l'avvocatessa dottoressa Sabrina Rosa, il dottore avvocato Carmine Pirubba, il dottor veterinario dirigente ASL dottor Vico Raffaele, l'insegnante collaboratrice del dirigente scolastico abituazio insegnante Fatto Giovanna, la consigliere che non è consigliere perché non è stata eletta, De Domenico, e il come si chiama? Carusone Angelo Ex Millolino. No, consigliere comunale eletto, non c'è presente l'altro non eletto, dottor Sciandone Giuseppe, il dottore Caso che sta a Campano perché fa studio medico, e per suo dire lì c'ha il dovere, come sempre, io sono i militari, se non mi sono fatti, è andato a lavorare stamattina. Questa era la lista che ha vinto le elezioni, con tutto il rispetto dei cittadini di Lazio, perché ci hanno dato una grossa mano. Noi ringraziamo tutti quanti, ma ringraziamo anche quelli che non sono stati eletti. Faranno parte sicuramente, avranno anche loro la loro parte in questa amministrazione, perché hanno contribuito alla nascita di questa nuova amministrazione. Ringraziamo anche i consiglieri comunali di opposizione e anche le liste che si sono fronteggiate insieme a noi. È stata una campagna elettorale abbastanza dura, però nel contempo è andato tutto bene. Grazie. Dicevo, ringraziamo anche i candidati delle altre liste. Le elezioni sono svolte nel miglior modo possibile, abbiamo invitato anche il maresciallo dei carabinieri, comandante della stazione di Lazio, perché ha dovuto lavorare abbastanza fortemente per far riuscire questa competizione elettorale in modo buono, semplice, e non è successo niente. Questa è la cosa più importante. Io ebbi a dire quando è stato domenica sera all'atto della proclamazione che finita la campagna elettorale eravamo tutti quanti qua, perché pure le squadre di calcio si affrontano, poi quando escono che vanno a discutere si abbracciano, si salutano e poi si rincontrano un'altra volta
per la prossima partita quando sarà. Non è la stessa cosa, ma comunque siamo comunque cittadini di Vitulazio e come tali ci dobbiamo rispettare indipendentemente dalle idee politiche. Per dire che gli avversari politici, per quello che possiamo, tanto siamo in un piccolo paese, non stiamo nelle metropoli, si rispettano e anche dopo la campagna elettorale ci rispettiamo e non è successo proprio niente. Siamo tutti quanti qua per dare una mano, per cercare di sollevare un po' le sorti di questo paese, perché l'Italia attraversa, come tutti gli altri stati europei e mondiali, c'è una grossa crisi e c'è bisogno di elementi. Noi faremo tante commissioni esterne perché 8 amministratori, 10 amministratori quanti siamo, 12 con tutta la minoranza, non è che possono governare un paese. C'è bisogno di molta gente all'esterno che possa portare di idee, possono portare conoscenze e tutto il resto, perché i soldi purtroppo i comuni oggi non ce li hanno. I comuni si basano sulle tasse della gente, perché la gente non c'ha i soldi, allora le tasse vanno proporzionate ai guadagni delle famiglie. Se già si riesce ad organizzare tutta la struttura e organizzare i servizi, già è una grande cosa. Allora bisogna andare a cercare i soldi altrove. La regione Campania purtroppo è una regione povera, ci dobbiamo attrezzare affinché questi investimenti che dovremmo fare, questi contributi, andarli a prendere in Europa, là ce ne stanno assai e nessuno li spende, non so perché. A Roma poi ci sta qualche soldo, noi cercheremo di sfruttare questi canali politici, consulenti esterni per cercare di portare in questo paese qualche cosa che possa dare al popolo di Vitulazio un po' di infrastrutture in più, un po' di vivibilità in più, in modo tale che i nostri figli crescano in un ambiente più sano, più sereno e più tranquillo. Vi ringrazio tutti quanti, grazie di tutto. Adesso ci prendiamo un caffè, un torneo. Quelle sono le sue, le ci fa qua, però sono 3 minuti. La copia della scuola data da me. Sono del dirigente quelli. Pagati con te. Giusto. Come fa? Pagati con te. Noi l'abbiamo sempre fatto. Ad oggi quando me lo stanno dicendo smerebbe. Qualcun altro li ha lasciati.
quest'anno quando si chiude sono bella chissà la mancanza di impegno perché io non so assessore, vicepresidente. Tu, taglio, mamma. Auguri a tutti. Grazie. Consentitemi di ringraziare Gigino e tutta la sua squadra, tutta, in toto, per la grande gioia che ci hanno regalato e secondo me per una vittoria schiacciante che resterà nella storia di Vitulazio. Bravo!